Non credo faccia bene ai ragazzi la finestra aperta durante certe ore del giorno con certe temperature. Poi c'è lo spreco del riscaldamento, perché tenendo le finestre aperte durante le ore di lezione, naturalmente c'è uno spreco non indifferente del consumo che abbiamo. E qui sono soldi dei cittadini. A lezione in sicurezza senza tenere le finestre aperte. E questo è l'obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale di Casieri in tutte e 75 le aule degli istituti scolastici del territorio. Questo grazie all'accordo con Eureka per l'applicazione di queste macchine di depurazione dell'aria che si basano sull'utilizzo della sanificazione con l'acqua ossigenata, che abbatte la possibilità di contagio del coronavirus, ma non solo. Noi siamo attivi nell'abbattimento di cariche virali, cariche batteriche, lieviti, muffe, formaldeide, per cui tutto quello che all'interno di ambienti indoor siamo in grado di inattivarlo o abbatterlo sufficientemente perché rientri nelle soglie di salubrità. Macchine con un principio diverso rispetto alla sanificazione utilizzata dalla MOM per gli autobus. L'ozono l'abbiamo scartato innanzitutto perché non è approvato dalla comunità scientifica. È dannoso. Il perossido di idrogeno ha già ampi studi di utilizzo, è già utilizzato in ambienti ospedalieri e si presta molto bene a un utilizzo di sanificazione in presenza. Macchine utilizzate per le scuole, già sperimentate con successo in luoghi dove la sterilità dell'aria ma anche degli ambienti è essenziale, come per le sale operatorie. Sanificazione testata e garantita da anni di analisi costanti, al punto che potenzialmente si potrebbe fare lezione anche senza mascherine. I sistemi potenzialmente permettono di non utilizzare la mascherina quale sistema di protezione individuale, fatta eccezione per la distanza tra gli alunni, deve esserci almeno 1 metro, 1,5 metri, per evitare l'evento del droplet.